Torna a colpire la costa nel fine settimana, una mareggiata ha nuovamente colpito Jesolo, spazzati via 2 chilometri di costa con danni ingenti. 8 ore di sciopero dei treni a Venezia. Nella penultima giornata di carnevale la stazione va in tilt, con voli cancellati, pendolari e turisti arrabbiati per i disservizi. Venezia ricorda la tragedia delle foibe, il dramma degli esuli fiumani, dalmati e istriani, studenti da tutto il Veneto per visitare l'esposizione temporanea alla stazione Santa Lucia. Una rice trasmittente ritrovata nella gioielleria del Valle Center e forse persa durante la rapina potrebbe aprire una nuova pista di indagine e portare all'identità di uno dei membri del comando. Ospite a Palazzo Balbi il primo paziente al mondo ad avere ricevuto un nuovo cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti, è di Rovigo ed è stato operato a Padova. CGIL all'attacco dell'ultimo bando di social housing, meno di una famiglia su 10 riceverà un'abitazione. Secondo il sindacato il bando identifica come classe media categorie di lavoratori poveri. La raccolta di farmaci per chi non è in grado di comprarsi i medicinali sta ricevendo numerose adesioni anche nelle farmacie di Venezia. Domani è l'ultimo giorno, poi i volontari passeranno alle consegne. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi i titoli, ma come ogni lunedì in primo piano il sondaggio di oggi, al quale vi chiediamo di rispondere come sempre con una telefonata ai numeri che ora vedrete in sovraimpressione con l'aiuto della nostra grafica. Il sondaggio è dedicato alle Olimpiadi 2026, sabato scorso a Venezia la protesta degli ambientalisti. Intanto il 18 febbraio si apre il cantiere per la pista da bob a Cortina. Vi chiediamo dunque, meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob? Esprimete la vostra opinione con una telefonata, il risultato verrà poi reso noto nel corso di Ring in onda questa sera a partire dalle 21. Apriamo con il maltempo, dunque la pagina della cronaca, perché sulla costa veneziana c'è stata una nuova mareggiata che ha devastato a Jesolo 2 chilometri di costa. Vediamo. Ruspo in spiaggia a Jesolo, al lavoro già da inizio mattina per il ripascimento della costa, deciso nella stessa mattinata in giunta dopo i danni della nuova mareggiata di questo fine settimana appena trascorso. Uno spostamento di sabbie più che un ripascimento vero e proprio tra sabbie derivanti dalla zona centrale e sabbie che riusciamo a recuperare grazie a qualche cantiere ancora in sviluppo sulla località. Letteralmente spazzati via circa 5.000 metri cubi di sabbia, vale a dire ben 2 chilometri di costa tra lo stabilimento Relax Beach e quello della zona Merville. I nuovi danni dovuti anche al forte vento di scirocco, con ogni ripascimento che alle tasche dei cittadini costa una cifra a 5 zeri, così come spiega l'assessore al demanio del comune di Jesolo. Ormai siamo costantemente al di sopra di 500.000 euro perché i costi di trasporto, accatastamento, spostamento della sabbia sono lievitati con un po' tutti i costi. La significativa erosione della spiaggia nella zona Pineta, quella cioè solitamente colpita da questo fenomeno e costantemente monitorata, con l'accertamento dei danni ancora in corso di valutazione. 8 ore di sciopero dei treni con voli cancellati, pendolari e turisti arrabbiati per i disservizi, e intanto macchinisti e capotreni chiedono un adeguamento contrattuale. Verona 10-10 cancelado y todos los otros trenes han sido cancelados. Bel problema. Problema, sì, huelga. Trieste Centrale 12.39 cancellato, dovevamo prendere Portogruaro 13.09 cancellato, non sappiamo se parte quello delle 39 e io sono qua per una visita medica e non è bello. Noi dovevamo andare a casa dopo una mattina di studi qua all'università e invece tocca rimanere qui. Treno cancellato. Treno cancellato. E adesso? E adesso aspettiamo la fine dello sciopero perché nonostante sia carnevale non mettono treni per i turisti, per coloro che hanno bisogno di tornare a casa. Doveva andare dove lei? A Meolo, quindi regionale, e non posso neanche prendere regionali veloci perché non si fermano a Meolo e quindi è un disagio in più.
Giornata di passione per pendolari e turisti a Venezia, indetto uno sciopero nazionale di 8 ore dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. L'agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Cub Trasporti e USB. Lo sciopero è iniziato alle 9 ed è finito alle 17. Diverse le cancellazioni e limitazioni delle corse regionali dei treni. Nessuna variazione di orario o cancellazioni per le Frecce e gli Intercity. Chiedendo l'anonimato, un macchinista, incrociato per caso, spiega le motivazioni dello sciopero. Purtroppo i turni sono diventati pesantissimi, non abbiamo più il tempo di recupero psicofisico, facciamo anche 11 ore di lavoro al giorno e prendiamo ferie con difficoltà, è difficile anche prendere ferie e quindi è diventato pesante fare questo lavoro. Cosa chiedete al governo? Che si interessino soprattutto dell'età pensionabile dei macchinisti, soprattutto perché l'età media, l'aspettativa di vita di un macchinista attualmente è 64 anni, mentre l'età pensionabile di un macchinista è 67 anni. I lavoratori chiedono un adeguamento contrattuale. Considerando anche l'inflazione galoppante che c'è stata negli ultimi anni, possiamo ben capire gli stipendi a quanto sono fermi. Trenitalia ha garantito i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, in modo da limitare al massimo i disservizi. Da Trieste a Taranto il treno del ricordo ha fatto tappa oggi a Venezia, all'interno una mostra itinerante e multimediale per conservare la memoria delle foibe e degli esuli istriano-dalmati. Le fotografie dell'epoca e le vecchie valigie di cartone, assieme ai video dell'archivio dell'Istituto Luce, all'interno dei 4 vagoni fermi al binario 14 della stazione di Santa Lucia. È il treno del ricordo, partito il 10 febbraio da Trieste, che oggi ha fatto tappa a Venezia per testimoniare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Le note dell'inno nazionale suonato dalla banda della Guardia di Finanza hanno accompagnato la toccante cerimonia alla quale sono intervenuti il Ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e il Prefetto di Venezia Darco Pellos. È una giornata importante perché ricorda tutte le vittime delle foibe, donne, uomini, bambini, anziani, che erano prelevati dalle loro case, ma non avevano fatto nulla, persone innocenti che avevano il torto soltanto di essere italiani. E oggi rivivere in questo ambiente è stato veramente emozionante. Ho rivissuto tutti gli anni passati, prima con il terrore, quando abitavo ancora in Istria, l'esodo e poi tutti gli anni di silenzio che ci sono stati. Un percorso a ritroso per costruire un futuro migliore è il messaggio che accompagna il viaggio del treno del ricordo, rivolto ai tanti studenti arrivati da tutto il Veneto per visitare l'esposizione. I discorsi che ho ascoltato mi hanno colpito al cuore. Sinceramente fuori da questo contesto non me ne hanno mai parlato proprio approfonditamente, invece essere qua secondo me è proprio un onore. Sono contenta di essere qui a rappresentare più o meno Treviso e tutte le scuole di Treviso, sono molto fiera. Ed ora il punto sulle indagini della rapina al Valle Center di Marcon. Il filmato rubato con un cellulare durante il raid li ritrae freddi e decisi come probabilmente solo un gruppo di professionisti saprebbe essere mentre rapina la gioielleria di un centro commerciale affollato. Eppure anche il comando che il 7 febbraio ha impiegato circa 2 minuti per rubare preziosi per oltre 300.000 euro dalla Gioielli di Valenza al Valle Center di Marcon potrebbe avere commesso un errore decisivo. Se infatti la piccola rice trasmittente, che pare essere stata rinvenuta nel negozio e appartenuta ad un membro della banda, potrebbe offrire dettagli preziosi alle indagini dei carabinieri. Non è certo la prima volta che in colpi così organizzati le comunicazioni tra chi è dentro e chi è fuori avvengono con queste apparecchiature e anche se l'utilizzatore della rice trasmittente avesse osservato l'accortezza di indossare sempre dei guanti per evitare di lasciare impronte digitali, un contatto con un'altra parte del corpo come l'orecchio o la bocca potrebbe bastare ad aver lasciato una traccia di DNA tale da tradirne l'identità.
E questa comunque è solo una delle piste che stanno battendo gli inquirenti. I nodi da chiarire rimangono tanti, dalle modalità della fuga, per le quali si stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere che monitorano il traffico, al raffronto con altri colpi dalle caratteristiche simili avvenuti in altre località del nord Italia, o ancora le piste dei ricettatori che possono aver messo le mani sul bottino, o l'origine di armi di grosso calibro tutt'altro che facili da reperire. A Venezia, ora dove a Palazzo Balbi oggi il governatore Zaia ha presentato alla stampa Francesco, il primo paziente in Italia e al mondo ad avere ricevuto un nuovo cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti, il miracoloso trapianto a Padova. Ho avuto un dono e il dono cercherò di portarlo ovunque. Francesco, un nuovo respiro da maggio scorso, un nuovo risveglio con nuovi obiettivi e nuovi sogni da realizzare grazie al suo nuovo cuore, non un cuore a caso. Francesco, 46 anni, veneto di Rovigo, è il primo in Italia e al mondo a cui è stato trapiantato il cuore da un paziente in morte cardiaca. Quando mi hanno fatto la proposta sono andato dritto per dritto. Uno, perché sapevo che avevo bisogno. Secondo, perché sapevo in che mani ero. Di conseguenza, sì, il mio cuore funziona e va. Francesco con la sua storia è già negli annali dei trapianti della medicina come momento di svolta della chirurgia cardiaca, successo avvenuto grazie al professor Gerosa, primario della cardiochirurgia di Padova, e tutto lo staff che l'ha affiancato. È lui a spiegare perché si è dovuto attendere 20 minuti prima del trapianto. Il concetto di morte è uno solo, cioè la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo due modalità di accertamento della morte. Una di tipo neurologico, quindi la morte cerebrale, e qui il cuore batte, e uno invece un accertamento di morte cardiaca, che è la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto per 20 minuti in Italia. Nel mondo anglosassone può oscillare dai 2 minuti dell'Australia ai 5 minuti dell'Inghilterra. E chiaramente un tempo di ischemia, tecnicamente si dice di ischemia calda, arriva fino a 45 minuti prima che il cuore si fermi, e poi la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto. Il successo di questo trapianto ha dato il via ad altri interventi di questo genere e da oggi, da inizio anno, se ne contano 4 sempre a Padova e 17 in tutta Italia. Il professor Gerosa con il suo team ha fatto un lavoro eccezionale. Si pensi solo che uno dei grandi limiti sono le donazioni di organi. Pensare di poter avviare questi trapianti da cadavere significa ovviamente aprire un nuovo corso. Dall'altro noi abbiamo già raddoppiato i trapianti rispetto all'anno scorso e il Veneto è una delle prime, se non la prima regione in Italia a danni alternati per numero di trapianti di cuore. CGIL all'attacco dell'ultimo bando di social housing del Comune di Venezia. Sentiamo. Dalle graduatorie emerge in modo chiaro che meno di una famiglia su 10 avrà una risposta. Questo fotografa una situazione drammatica in cui le istituzioni pubbliche non danno una risposta all'emergenza abitativa che le famiglie del nostro territorio stanno vivendo. Più di 1000 persone hanno partecipato al bando di social housing del Comune di Venezia, un bando che la CGIL contesta alla radice, imputandogli l'assenza di una comprensione della situazione economica reale del territorio. Un ISEE compreso tra 6.000 e 25.000 punti non rappresenta certo, secondo il segretario generale Daniele Giordano, ciò che si vuole intendere come ceto medio. Anzi, secondo la CGIL, il Comune e la Regione chiamano classe media i nuovi poveri. Che le istituzioni non possono raccontare che questa è una risposta per la classe media, questa è una risposta per chi invece avrebbe diritto a una casa di edilizia residenziale pubblica. Le famiglie non riescono a trovare una casa in affitto, non riescono ad acquistare una casa. I requisiti che vengono utilizzati definiscono classe media famiglie che insieme non arrivano a 25.000 euro di reddito. Condizioni che non sono assolutamente da classe media, ma sono condizioni che spesso non consentono alle famiglie di arrivare alla fine del mese. A osservare le inserzioni del mercato privato, l'affitto di un appartamento di 60 metri quadri in Comune di Venezia costa attorno ai 1.100 euro al mese in Laguna e sopra i 600 nell'entroterra.
Una coppia di adulti, per esempio un cuoco o un barista che guadagni sui 1.350 euro al mese e un lavoratore o una lavoratrice dei servizi fiduciari da 1.100 euro al mese, avrebbe un ISEE di circa 24.700 punti. E fuori dal bando, e per quei 60 metri quadri in centro storico spenderebbe al prezzo di mercato uno stipendio solo per l'affitto. Serve un piano di investimenti straordinario da parte della Regione e da parte del Comune di Venezia per rendere le migliaia di case sfitte agibili, utilizzabili, proprio non solo per dare una risposta, per ripopolare Venezia e per dare una risposta alle giovani coppie, ma per rispondere a tutte quelle famiglie, anche numerose, che oggi non hanno una casa dignitosa. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora della raccolta dei farmaci per i bisognosi che sta andando molto bene anche nelle farmacie di Venezia. Domani è l'ultimo giorno, poi i volontari passeranno alle consegne. La raccolta farmaci per i poveri come sta andando? Sì, no, è andata molto bene, sì, al di là delle aspettative, visto il tempo poco clemente e anche il periodo sotto Carnevale pieno di turisti, non pensavo che riuscissimo ad avere un risultato del genere. Grazie all'aiuto di molti volontari e benefattori, la giornata della raccolta del farmaco è giunta alla 23esima edizione. Quest'anno, dal 7 febbraio e fino a domani, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti e donare farmaci senza obbligo di ricetta agli enti del territorio che assistono persone bisognose. È una campagna molto utile per persone che hanno veramente bisogno, persone che non riescono veramente a tirare avanti fino a fine mese, che hanno problemi economici abbastanza alti, che hanno anche famiglie numerose, quindi pensare di dare dei farmaci per bambini che hanno bisogno, cioè il semplice paracetamolo magari per stati influenzali, così sono cose veramente utili. Sono quasi un centinaio qui. Sì, e sono quasi un centinaio di farmaci, prodotti che vanno tanto, insomma, cioè prodotti che si usano tranquillamente. Chiaro, sono farmaci e prodotti farmaceutici senza obbligo di ricetta medica. Adesso poi i farmaci verranno a prenderli, li ritireranno direttamente gli enti che appunto hanno richiesto questa opportunità. Siete felici? Sì, no, devo dire che ero partito un po' così, sì, con poche aspettative, invece adesso mi rendo conto che si può rifare. Eravamo rimasti che la conferenza dei servizi aveva dato parere negativo all'installazione di questi VC artistici a forma di edicola e invece ecco spuntarne uno nei pressi del Museo Navale. Italia Nostra va all'attacco della prima installazione a titolo sperimentale del discusso progetto da 20 bagni pubblici che dovrebbero venire installati in punti nevralgici della città storica. Un progetto molto dibattuto sia per i costi che per l'impatto estetico. Riteniamo, ha scritto Italia Nostra, che Venezia non possa venire deturpata in questo modo per le esigenze di un turismo che sembra proprio non si voglia rendere accettabile. Ed ora parliamo di Carnevale, rush finale alla vigilia del martedì grasso tra feste private, maschere e carri allegorici in terraferma. Vediamo. E tra le feste più iconiche ed esclusive del Carnevale di Venezia, il Ballo del Doge, 31esima edizione, targato Antonia Sauter, andato in scena alla Scuola Grande della Misericordia, si conferma l'evento mondano più sontuoso e ricercato del Carnevale veneziano, così anche dalla ABC, che considera una delle 10 esperienze da fare almeno una volta nella vita. Festa che tra bellezza e tradizione nel pomeriggio odierno ha sfilato a Mestre con il ritorno dei carri allegorici. Da Via Piave 7 carri, più di 500 figuranti in maschera hanno percorso le vie del centro della città, che si è animato con la presenza di famiglie e bambini, partendo dalla zona della stazione, il quartiere dello Spaccio.
Tradizioni che hanno sfilato in mattinata anche in una gremitissima piazza San Marco. Sfidando pioggia e vento, ha visto tra gli altri sul red carpet i mamutones con gli isadores, le maschere tipiche del carnevale di Mamoiada in Sardegna. E a proposito di carnevale, vi ricordo che anche quest'anno, domani, giornata del martedì grasso, Antenna 3 manderà in diretta la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Treviso. L'appuntamento quindi è domani a partire dalle 14. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, vi lascio alle previsioni con il nostro meteo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile grazie al graduale ritorno dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe sarà marcato, grado 3 della scala. Temperature in aumento, valori superiori alla media del periodo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tanto sole, con cielo in genere poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà piuttosto soleggiato, tranne nubi residue lungo la cresta di confine. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 14. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.